L'acqua è l'elemento più diffuso del pianeta e certamente il più inconsueto. Ha un aspetto multiforme, liquido, solido e gassoso. Essa alimenta i fiumi, permea l'atmosfera, ricade sulla terra sotto forma di pioggia, condensa in brina e rugiada, precipita in duri grani di grandine, assume l'aspetto impalpabile e cristallino della neve, modella le rocce. Essa determina il tempo atmosferico così come lo percepiamo ed agisce da termoregolatore generale. Di acqua hanno bisogno tutti gli esseri viventi. Il corpo umano è per il 65% composto di acqua. Ma non siamo dei guidatori su questo pianeta, siamo passeggeri, ha detto il professor Anthony Allen, vincitore dello Stockholm Water Prize nel 2008. È buona idea quella di non pretendere di dare insegnamenti al guidatore, o peggio ancora, di strattonarlo di qua e di là. Occorre capire come funziona questa meravigliosa macchina che è la Terra, per adeguare, sulla base di queste conoscenze, i nostri comportamenti. Se consideriamo il pianeta Terra come un'astronave con una scorta d'acqua limitata ma rinnovabile, dobbiamo convincerci che per essere buoni passeggeri dobbiamo scegliere comportamenti virtuosi, evitare quelli negativi o più semplicemente adattare i nostri comportamenti a situazioni ambientali sfavorevoli. Diamo ora la parola al dottor Alberto Cavazzini dell'Università di Ferrara, che ci accompagnerà da esperto scientifico nello scoprire l'importanza dell'acqua per l'ambiente e per l'umanità e ci spiegherà quindi come possiamo diventare passeggeri saggi e sapienti su questo pianeta. Alcune proprietà dell'acqua, come la condensazione e l'evaporazione, ci sono molto familiari. L'evaporazione è il fenomeno fisico che descrive il passaggio dell'acqua da liquido a gas e la condensazione è il processo inverso, da gas a liquido. Questo apparecchio ci consente di far vedere entrambi i fenomeni. Nella parte di destra c'è un palloncino pieno di acqua che viene riscaldato, l'acqua prende energia in questo modo e passa allo stato di vapore. In questo tubo c'è un passaggio di acqua fredda in controcorrente rispetto al flusso di gas e succede che il vapore scambia calore con l'acqua fredda, restituisce calore all'acqua fredda e condensa. Un'altra proprietà fondamentale dell'acqua è la capacità che essa ha di portare in soluzione diverse sostanze come ad esempio il sale o lo zucchero. È una proprietà comune nella vita di tutti i giorni, quando ad esempio prepariamo la pasta e saliamo l'acqua per cucinare la pasta o quando zuccheriamo il tè. Nel caso in cui abbiamo un sale colorato e lo aggiungiamo all'acqua, a seguito del processo di dissoluzione, l'acqua acquisisce una caratteristica colorazione dovuta al colore del sale che stiamo disciogliendo. Una cosa straordinaria avviene quando i due processi di dissoluzione e i cicli di condensazione e evaporazione avvengono simultaneamente. Lo possiamo vedere utilizzando di nuovo l'apparato che abbiamo descritto precedentemente. Questa volta però nel palloncino in ebollizione abbiamo la soluzione di acqua e sale. La soluzione prende calore, evapora, nel tubo scambia calore con l'esterno e come vediamo alla fine la soluzione che osserviamo è di acqua pura. Questo si verifica nel caso in cui il sale sia un composto non volatile. Questi cicli si verificano su larga scala nel mondo naturale e sono i responsabili del concetto del tempo meteorologico. Lo sappiamo tutti. Se portiamo a secco una pentola piena di acqua di rubinetto, noteremo nel suo fondo la presenza di residui salini. Erano quelli contenuti nell'acqua stessa di rubinetto. Quindi, se continuiamo ad innaffiare con l'acqua di rubinetto un vaso di fiori d'estate, rimane un residuo che può soffocare le piantine. Così pure, se usiamo solo l'acqua di fiume o di lago per coltivare e non invece di tanto in tanto l'acqua piovana che è priva di sali, avviene ciò che è accaduto nel lago d'Aral per la coltivazione del cotone. E si producono disastri a livello planetario, desertificazione e modificazioni permanenti della geografia di intere nazioni. Se invece le sostanze messe nell'acqua sono volatili, come numerosi pesticidi e diserbanti, questi si ritroveranno di nuovo nell'acqua condensata e saranno semplicemente trasportati da un palloncino caldo al palloncino freddo.
Questa è la causa che determina la propagazione degli inquinanti su scala planetaria dalle zone calde o temperate, le nostre, a quelle fredde nel nord dell'Europa. Questa è la ragione per la quale si trovano i pesticidi nel latte delle mamme eschimesi. Sono proprio quei pesticidi che abbiamo usato noi nelle nostre zone temperate. Attraverso una serie continua di evaporazione e condensazione, attraverso le piogge, sono migrati fino alle zone artiche. Si sono accumulati nei pesci ed attraverso la catena alimentare arrivano fino nel latte materno delle mamme eschimesi. Le scelte giuste e sbagliate dipendono quindi da un buono o da un cattivo utilizzo delle proprietà dell'acqua e ciò può determinare conseguenze catastrofiche come l'inquinamento, la sua propagazione a livello planetario, la sua concentrazione in luoghi o popolazioni lontane o la desertificazione. Capiamo quindi che sia il singolo individuo che un'intera civiltà devono essere passeggeri saggi e sapienti sull'astronave Terra. Una manifestazione del ciclo di condensazione e evaporazione dell'acqua è il fenomeno della formazione della rugiada o della brina, che appare al mattino dopo una notte con uno scarto di temperatura significativo tra giorno e notte. Questo fenomeno, bello da vedersi ma tutto sommato per noi insignificante, è invece alla base di sistemi antichissimi di captazione dell'umidità nei deserti, come le foggare o canat di superficie, importanti per la formazione ed il mantenimento delle osi. Abbiamo appreso come fin dai tempi antichi l'uomo si sia ingegnato nel captare l'acqua per le proprie necessità quotidiane, tecniche importanti anche nella nostra età contemporanea, soprattutto in una prospettiva di sostenibilità di questa preziosa risorsa.